E ora corria che rivenghesse tutto qua, perché l'Unisart è una bella lingua, no? Ça, c'est dur d'être un survivente. Cura, au cas de juves, la tulenga parlada dai mai vie che lui vieille s'imparto a et qui un jour t'avise que vas bessai fini soulette à parler la tulenga. Au peggio, qu'après des tu, la lenga sera disparue. Et puis il y a d'autres jours, dont si au bar d'autres idées, d'où y entra un couple de giove a mille supiccio. Et à qui, li tuoria seriso, perché ha sentito lo padre parla in Isarta ai suoi enfants. Et puis l'homme venait au bar et s'y mettait à parler en Isarta melodienne toute la serrada. Et c'est rio. Cresi che rompa sulla mani blaga che era un buono. Ma che li avvia fin da una sorta di gioia di se ritrovate, dopo di desfida la fatalità. Aquel homme si suo amico ha toujours vescut tra bon viaggio San Roque a Nice. Allora mi si demandata se che può duenca escondere tutti aquelli baradini. Adieu pore, adieu pore, adieu pore, carnevale, e tu t'en vas. La mia famiglia è non dire nisarda dalla partita della mia madre e dalla partita da mio padre sono di talò nisarda. Voilà. Per carriera io correre più, a buon viaggio nella mia infanzia fino a San Roque, hai sempre sentito i viei si parlare in nisarda. La lingua che si parlava all'umai era il francese, ma hai sempre sentito parlare l'unisarte e l'italiano fin da maio, soprattutto quando eravamo in paste di famiglia che eravamo numerosi, perché quando era maio giusto mia madre e mio padre si parlava di mai francese. E mio padre che aveva l'umai di espressione nisardi, dico che mi parlava un po' in nisarte o un po' in italiano. E il mio padre gran materno che mi ha mai portato di conoscenza sulla lingua, perché io ero nisarte proprio, io ho sempre sentito parlare solamente o nisarte o mentunasca maio. Dunque si può dire che l'hai imparato dai basi in famiglia, ma poi penso che l'hai soprattutto studiato da solete, perché io avevo tutto pieno di libri, che hai quasi tu hai qui, e hai cominciato a regaggiare i dizionari, e poi a mi crompare dei libri o a pigliare i libri, a regaggiare di letteratura, e avevo pensi 12 anni, 13 anni, correre al collegio. E perché a 12 anni hai avuto quella decisione, quella... Non sai perché comincio a venire le questioni sobre d'études, le questioni identitarie, si può dire, sulle radici della tua famiglia, e quando hai cominciato a studiare l'italiano di mai. Perché fin dall'italiano avevi delle basi senza aver mai studiato, perché la mia madre paterna mi parlava in italiano. Quando hai cominciato a studiare l'italiano, come a scuola, da solito hai cominciato a studiare fin dalla congiugazione di sardo. E jamais hai studiato l'unisarte alla scuola? No, jamais. Perché io della mia epoca, al collegio dove gli era pas, gli era pensi in mezzo dei collegi che aveva. E poi sono andato al liceo professionale a Menton, dunque alla scuola, come si può dire, alla scuola hoteliera, alberghiera, non so come si dice, dove sono andato e gli avevi pas. Ora lo parli, in generale lo parli med amiche, gli sono tutta la ciurma di Jeff Mavo. Senza contare sulla banda da nisarte per tutto, pensi che gli sono tre hanno vécu un po' di parlare nisarte e fare delle conversazioni. Denant che padre sapevo che andava a parlare nisarte ai miei figli. Dunque, quando sono uscito il primo, ho cominciato a parlare nisarte e di cantare delle canzoni. E après, li hai messo alla scuola dei portoghesi in classe bilingue franco-nisarda con la César Luberta. Dunque,
continui a li parla in Isarte, ma pensi che faccia la falta di troppo mesclare due lingue, di parlare in Isarte, francese, un po' come mi viene. E come parlo mai francese che in Isarte, perché parlo francese a mia mamma, parlo francese fuori dall'escola o fuori dell'associazione, dunque è bello il dernier che è nasciuto e pensi che li va parlare, va provare di parlare giusto in Isarte. Parlo l'unisart, fan des phrases ou tu réponds toujours en français? Mi rispondo 10-20% dei cose in Isarte. Ouais. In generale mi rispondo in francese. Et perché è svorgut e parla en isart ai tu enfant? Per la perenità della lingua. Mi si dice se sabi parlare, vuoi fare continuare. Donc, E perché pas l'italien per esempio? perché pensi, è una buona questione perché la famiglia in Italia mi domando sempre ancora. Perché pensi che l'italiano l'imparerà? L'italiano va pas mourir. Ouais. L'italiano si Donc il y parla. a une custa militante. Ah oui, il y a in in questa fin da militante, sicuro. Perché l'Unisarte, come da altre lingue regionali, se les gens non parlent la langue, non la pratiquent, va mourir. Les deux plus grands pichons de Nico vont à l'escola bilingue dai Portugalier. Une escola dont le professeur parle la mi-temps d'aute en français et l'autre mi-temps en isarte. Aquella es d'Uberte despi 2013 e per lo moment es la suleta da Iaupe Maritime. Ma parece che van endurbi un'altra in cette ville, a Fuencouda. Ma per lo moment un amico de Nico nu raggiunge e si rende conto che l'ora d'ana cerca il picciu all'escola. Allora ti presenti il mio amico Florin che ti hai parlato a te. Ma io sono sempre interessato alla cultura nostra. Ma che lui parla un po' meno. Sigur che non parli in Isarte come Nico, il mio amico. Ah bah, lui parle, c'est pas mieux. Prova di lui parlare. Ouais. E devi scrivere quindi. Capisci tu, ma non impara a scuola assez per lui parlare bene. L'has imparato all'escola come io un po' o no? No, mais Chiaramonci, Serge. Bah, quand je suis allé au lycée, il n'y avait plus le Nisart, alors j'ai pas pu qu'une seule année. Toi, tu l'as entendu quand tu étais gamin ou tu l'as découvert comment en fait, la langue? Ouais, je l'ai toujours entendu, parce que dans le milieu du foot où j'étais, au Gazélec, il y avait beaucoup d'anciens qui parlaient, que ce soit des petites paroles. Nous, ça t'intéresse parce que tu sais qu'il y a qu'ici que ça se parle. Quand tu vas ailleurs, tu utilises des mots, les gens ils te regardent un peu bizarrement, mais qu'est-ce que tu dis? Après, tu commences à t'intéresser, parce qu'à l'époque, quand on était gamin, on n'avait pas cette culture de l'identité. Et après, quand tu deviens un peu plus vieux, tu t'y intéresses un peu plus. C'est plus simple. Du coup, tu fais des recherches, t'apprends, on parle sur le tas. J'ai un bon professeur. Même il y a des gens, ils trouvent ça nul, ils se moquent souvent des quelques jeunes qui essayent de parler que ça va être les quelques paroles qui savent dire en histoire, mais c'est quand même une façon de l'utiliser, quoi. Tant qu'on utilise la langue, elle est pas morte, quoi. Je trouve que c'est sympa, c'est mieux d'entendre des jeunes dire deux paroles que personne ne le parlait du tout, quoi. Donc, io ti volevo dire che trovi che ci sono qualche parola che aiuta a fare proprio parte del lessico francese, francese da qui, che dei modi come beu, per esempio, che sono entrate nel vocabolario che descasi tutti i giovani di Nissa o della regione di Nissa. E trovi proprio di tutte, che seguo di Nissa, che seguo dei figli di francesi o dei figli di immigrati magrebini, ma che impiego beu, curasi beu. Ah, beu, è già caucare. Ou Aloura. Il y a beaucoup de gens dans ma famille qui sont retournés en Italie, qui ont travaillé à Nice sur la Riviera. Ben, ils comprennent le niçois. Nous, quand on va au village, ils comprennent les chansons, ils rigolent avec nous, ils parlent pas bien. Mais à l'époque, ils l'entendaient énormément plus que le français à Nice, quoi. Pour parler Nisart ai tu picciui, Oui. Curagna de gens all'intorno. Oui. Has jamais paura della visione, has jamais vergogna, has jamais... Tu dis jamais qu'il y a des gens qui se disent che es extrémiste. Je suis pas super une extrémiste, mi fa proprio rien. No, mi fa rien d'autre. Io mi rimbri di un co come un'aneddota, eravamo a Leclerc
a buon viaggio. E gli parlavo ogni sarte. Ai miei gli fa sempre piacere. Ma dice, oh Lisandro, vieni qui. E poi è arrivato due piccoli, costate io, due picciuggiti, e mi dice, te città in catalano o in spagnolo? Io pensavi che ero un gitto. On m'a fait rire. Je lui dis non, je parle en histoire. Il m'a dit, c'est comme chez nous. Non mi vergogno di parlare di Sartre. Dico che io pensi che ai gente qui gli farà piacere. E ai forestieri pensi che mi più Bessai fin da elli per un forestiere, per Luco. Nisarte sono forestieri a Nice. Oui, d'accord. È un concetto. Ah ouais, d'accord. Besai che speras la mesma cava che io, de senti parla lu piccio. Allora gli hanno su Lucao. Bonjour. Bonjour, mi suoni Andrea. E eu mi suoni Lisandro. Si è alla scuola francese, ma si parla pas sulla même francese, d'accord? Si parla Nisarte e un po' di inglese. E la nostra magistra fa un mot d'aujourd'hui. En français, c'est mot du jour. Et en Nisarte, c'est plus bien. Ah oui, ti place mai? Deve trovare le nom commun, le singulier, le plurial. E vi place fare de Nisarte alla scuola? Allora perché? Perché è marrante un po'. Perché impara un'istoria del babà alla scuola e nostra classe travaillons sur l'histoire du piccino, mai piccino più detto. Hai piate le baba alla scuola? Il y a une partie en français, la partie Nisarte, partie française. On a à l'école. D'accord, la conosci pas che vostre padre mi dice che parla Nisarte e Bessai a Maio. Un po'. Qui est-ce qui parle Nisarte a Maio? Papa. Io e papa. Ah oui, e Andrea no? Un po', Andrea. E mia mamma parla Nisarte o no? No. Perché? Perché non lo sabe. Capisci. E non lo sabe parlare. Un po'. Non. Sì, un po'. No. Un po'. No. No. Mi parla l'Unisarte. Pourtant, tu lo parli presque jamais. Quasi jamais. Quasi jamais. Perché lo parli sulla mer alla scuola. L'Unisarte è una lingua più vieille, tandis que le français è una lingua pas vieille. Il y en a qui ne capiscono pas l'Unisarte, qui non conoscono l'Unisarte. Per lo premier cou della mia vita sono stata a parlare mai di 40 minuti a Nisarte a me de piccui. En de vocabulari, en de conoscenza, ma si vede ben che implego pas la lingua naturalmente nella vita di cada giorno. Come fare? Toi aquilo che parlo Nisarte all'intendulu parlo fin da francese. Fin final, è mai facile d'impiegare tutto lo tempo francese, no? Imparare lo Nisarte è indispensabile per lo salvare, ma suffisce pas. Qu'au fin d'aller trovare una place nella nostra vita, e Bessai che è quello mai difficile. Mi pensi che Nicola faccia la sua place e souhaiti forte che lui piccui la si trova. E tu? Gli hai pensato, co? Se anche la video ti ha piaciuto, fai la vira, se ascoltare a giugno, e ben, il commentaire su facce per ecco fare. E poi si ritroveremo vite per partire alla ricerca dei sopravviventi. Ciao! Une autre question?